Non chiamatelo Bronx. Il sindaco Mario Conte non si fa impressionare dalla violenta lite tra due stranieri giovedì scorso in pieno giorno in via Roma e snocciola i numeri della polizia locale. Nel 2019 gli interventi per disordini nella zona di Porta Altinia sono dimezzati rispetto agli stessi mesi del 2017. L'attenzione deve sempre rimanere massima e capisco che episodi come questi possono creare allarmismo tra i cittadini. In realtà però i dati, quelli reali, dicono un'altra cosa. Dicono che nello stesso periodo, cioè dal 1 gennaio ad agosto del 2017, sono stati fatti 20 interventi e 40 erano stati i controlli in totale, mentre nello stesso periodo nel 2019 gli interventi sono praticamente dimezzati perché sono diventati 11, ma abbiamo più che raddoppiato i controlli perché siamo passati da 40 a 84. Segno evidente che è volontà di questa amministrazione tenere alto il controllo in quella zona. Controlli costanti, stradali e preventivi che stanno dunque dando risultati, secondo Conte, relegando i casi come quelli della scorsa settimana, vale a dire risse, liti in strada, ubriachezza molesta, schiamazzi, spaccio, a meri episodi. E questo grazie a una sinergia tra tutte le forze dell'ordine sancita nel protocollo Treviso Sicura in prefettura. Grazie alla collaborazione con la Questura, con i Carabinieri, con la Guardia di Finanza e quel protocollo Treviso Sicura firmato in prefettura, stiamo riuscendo ad arginare quel fenomeno in quel quadrante che da sempre è stato critico. Quindi continueremo a monitorare la zona, aumenteremo ulteriormente i controlli, però c'è da dire che i risultati e i numeri ci stanno dando ragione. La polizia locale, conclude il sindaco, sta svolgendo un ottimo lavoro nelle zone calde della città, ma i controlli verranno incrementati ulteriormente anche nelle altre aree del centro storico e dei quartieri. Tutti i cittadini, dalla stessa via Roma alle aree periferiche, devono potersi muovere tranquillamente.